Maria e Giuseppe dunque si recano al Tempio di Gerusalemme per adempiere una duplice prescrizione della legge di Mosè. Intanto la purificazione della mamma, un rito previsto dal libro del Levitico, perché a motivo del parto era considerata la donna impura, e questo si è mantenuto anche all'interno della Chiesa cattolica fino al Novecento. Pensate a quale aberrazione può giungere la religione. E per questo rito di purificazione della donna era prevista un'offerta, naturalmente, che poteva essere un agnello, oppure per le persone di modeste condizioni, come erano Giuseppe e Maria, 2 tortore e 2 colombi. La seconda prescrizione, il secondo rito, era previsto invece dal libro dell'Esodo. Il primogenito maschio era considerato di proprietà di Dio. Quindi se i genitori lo volevano come loro, dovevano pagare a Dio un riscatto. 5 sicli d'argento, 20 giornate di lavoro. Questo appunto era previsto dal libro dell'Esodo. Giuseppe e Maria si recano dunque al Tempio di Gerusalemme per adempiere queste 2 prescrizioni previste dalla legge di Mosè. Erano dei credenti pii, quindi osservanti. Gesù cambierà il concetto di credente. Credente non come colui che obbedisce a Dio osservando le sue leggi, ma come colui che accoglie l'amore di Dio, come colui che pratica un amore simile a quello del Padre che è nei cieli. Ci fa loro incontro Simeone, mosso dallo Spirito, che prende il bambino tra le braccia, lo benedice quasi ad impedire quell'inutile rito. Gesù non aveva bisogno di diventare figlio di Abramo, era già figlio di Dio. E pronuncia delle parole che avete sentito. Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui, si stupivano delle parole di Simeone. Questa scena evoca un'altra scena raccontata da Luca, l'annuncio dell'angelo ai pastori. Ricorderete, l'angelo va dai pastori e, dice l'Evangelista, la gloria del Signore li avvolse di luce. Ecco che torna il tema della luce. Lì enunciato per la prima volta, qui per la seconda volta. La gloria del Signore li avvolse di luce. I pastori erano considerati persone impure, siccome a motivo del loro lavoro non potevano partecipare alle liturgie nel Tempio, alle liturgie in sinagoga, erano considerati impuri, persone da evitare, persone con cui non si doveva trattare neanche commercialmente, persone che non si sarebbero neanche salvate, non sarebbero risorte. La gloria del Signore li avvolse di luce, cioè fecero l'esperienza di essere circondati, avvolti dall'amore di Dio, questi che appunto erano considerati i lontani. La gloria di Dio li avvolse di luce. Poi vanno nel luogo dove si trovano Gesù, Maria e Giuseppe e raccontano ciò che di Gesù gli angeli hanno detto, e la gente si stupisce
delle cose che dicevano i pastori. Vedete che ritornano questi temi nella pagina del Vangelo di oggi. La luce, i lontani, luce per rivelarti alle genti. Le genti, il termine greco usato è tekene, sono i pagani, per dire che l'amore di Dio è un amore universale, senza confini, da cui nessuno è escluso, da cui non dobbiamo far sentire escluso nessuno. Anzi, l'impegno del discepolo è proprio quello di essere trasparenza, icona, segno dell'amore universale senza confini di Dio. Fino ad allora i popoli pagani erano considerati popoli che quando fosse giunto il Messia dovevano essere sottomessi, dominati. Qui si dice che non sono persone da dominare, ma sono fratelli da amare. Una rivoluzione. E quindi lo stupore perché è un cambio radicale. L'amore di Dio è per tutti, per ogni uomo, di ogni tempo, di ogni luogo. Universale, senza confini questo amore. E poi avete sentito le parole di Simeone che dice a Maria: e una spada ti trafiggerà l'anima. Nella Sacra Scrittura, a cominciare dall'Antico Testamento, la spada è l'immagine della parola di Dio. Come a dire che la parola di Gesù costringerà te, Maria, a fare delle scelte dolorose. E Maria farà queste scelte dolorose. E queste scelte dolorose trasformeranno Maria da madre in discepola. Pensate per esempio alla scelta di lasciare il clan familiare e di entrare nel gruppo delle donne che seguivano Gesù, alcune delle quali di dubbia fama. E poi quando una donna usciva dal clan familiare era considerata alla stregua di una prostituta. Pur di seguire il figlio, Maria non esita a mettere a rischio la sua buona fama, la sua buona reputazione. Anche oggi seguire gli esempi e gli insegnamenti di Gesù comporta spesso l'andare controcorrente, contro ciò che fa e pensa la maggior parte delle persone, contro la logica del mondo. E potremmo riassumere in 3 verbi: accumulare, salire, dominare. Accumulare per poter salire e dominare sugli altri. I verbi in cui si articola la logica del Vangelo sono altri: condividere ciò che si ha e ciò che si è, scendere, non considerare nessuno inferiore a se stesso, servire, mettersi a servizio degli altri, mettere la propria vita a servizio degli altri. So bene, lo sappiamo tutti per esperienza, che andare controcorrente è faticoso. E allora spesso si affaccia, fa capolino, la tentazione di lasciarsi portare dalla corrente, che è molto più facile, molto più comodo, evita tante grane, evita tante scelte dolorose. Però una fede non testimoniata finisce per diventare inconsistente. E persa la fede in Cristo Gesù, perso tutto. L'uomo non sa più chi è Dio, non sa più chi è lui, uomo, da dove viene, dove va. Non sa più qual è la verità ultima, il senso profondo delle relazioni e delle esperienze che costituiscono il quotidiano.
non ha più nessuno da cui attingere luce e forza per vivere una carità libera dall'egoismo, che sempre cerca di insinuarsi nell'amore. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito Santo, che ha mosso Simeone e che oggi ci raduna qua, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere icona, trasparenza, segno efficace dell'amore universale senza confini di Dio. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere testimoni gioiosi, coraggiosi e credibili di Cristo Gesù, e avremo vita vera, vita buona, vita bella, vita più forte della morte. Cari fratelli e sorelle, quando è stata proclamata la prima lettura tratta dalla lettera agli Ebrei, abbiamo ascoltato queste parole. Cristo non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Dunque, in un unico versetto, per ben 2 volte compare il termine cura. Commuove davvero questo accento posto sulla cura che Cristo assume a nostro esclusivo vantaggio, per noi uomini e per la nostra salvezza. Per prendersi cura di noi, Gesù, veramente e perfettamente Dio, si è fatto veramente e perfettamente uomo. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana, in tutto, morte compresa. E tutto questo solo e solamente per amore, per narrarci l'amore preveniente, gratuito, smisurato, incondizionato, universale e fedele del Padre che è nei cieli. Cari fratelli e sorelle, che vivete nella vita consacrata, permettetemi di declinare 3 certezze fondative che, a mio avviso, aiutano a costruire una comunità religiosa come casa in cui ci si prende cura gli uni degli altri, le une delle altre, come casa di fraternità, di sororità, come casa capace di essere segno attraente e credibile di carità. Prima certezza fondativa. Prima di essere una costruzione umana, prima di essere il frutto dello sforzo personale e dell'impegno comunitario, prima di essere il risultato di imprescindibili dinamiche di gruppo, la fraternità, sororità è dono dello Spirito Santo. È la legge della Pentecoste. Delle persone che prima non si conoscevano o che avevano sperimentato al loro interno divisioni, strappi laceranti e aspri conflitti, come gli stessi discepoli di Gesù prima della sua Pasqua, ora vivono come fratelli e sorelle, mettendo tutto in comune,
con un cuore solo e un'anima sola. Insisto, la fraternità sororità è dono dello spirito del risorto. Il passaggio dall'homo homini lupus all'homo homini frater a Pentecoste è divenuto realtà. Una gioiosa, credibile, invitante, contagiosa realtà. Seconda certezza fondativa. La fraternità sororità ha il suo modello di riferimento nella Chiesa, come l'ha affrescata Luca negli Atti degli Apostoli. Per il terzo evangelista, la Chiesa si potrebbe tratteggiare come una fraternità sororità in cammino, come una comunità in comunione, come un vero sinodo, una fraternità sororità dove i membri camminano insieme vivono, pregano e operano insieme. È questo l'ideale di Chiesa al quale nella lunga storia del popolo di Dio sono ritornati i grandi fondatori degli ordini e delle congregazioni religiose, come pure i vari iniziatori di movimenti di rinnovamento spirituale e di riforma ecclesiale. Così, di volta in volta, è iniziato qualcosa di nuovo, è germogliato qualcosa di simile alla fresca novità primaverile delle origini. Terza certezza fondativa. I voti religiosi sono riferimenti ineludibili per vivere una limpida, intensa, gioiosa fraternità sororità. In particolare il voto della castità perfetta. In effetti, occorre sempre ricordare che verginità e celibato non si scelgono per sottrarsi all'impegno in una vita di coppia e alle responsabilità di una famiglia. Si scelgono piuttosto per amare più intensamente Dio, le sorelle e i fratelli tutti, per accendere un segnale che anche senza una persona che risponda al tuo amore è possibile amare dando e trovando gioia, che si può riempire una vita prendendosi cura di chi ha bisogno, anche se non ha legami di sangue o di affetto con te, per dire con la vita che Dio non è una idea astratta e impalpabile, ma è persona, anzi comunione di tre persone. Per dire che Dio è amore, che si occupa e preoccupa di noi, con cura materna e premura paterna, anche se i sensi non lo percepiscono e il cuore si affatica talvolta ad attenderlo. Cari fratelli e sorelle, che vivete nella vita consacrata, a voi il grazie dell'intera comunità diocesana per ciò che siete e per ciò che fate. A voi l'augurio di essere comunità attraenti, perché segno dell'amore del Padre che è nei cieli. Ora questo augurio si fa preghiera, una calda, accorata preghiera. Camminiamo insieme. Amen. Cari fratelli e sorelle,
questa 45esima giornata nazionale per la vita, avente come tema la morte non è mai una soluzione, Dio ha creato tutte le cose perché esistano, le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di morte. Permettetemi di soffermarmi brevemente sul prendersi cura della persona malata e sul fine vita, che è un tema pertinente alla giornata che stiamo celebrando. Questa prossimità, mentre contrasta la solitudine e l'abbandono, promuove una sensibilizzazione sul valore della vita come dono e responsabilità. Sostiene il senso della professione medica, alla quale è affidato il compito di servire la vita. Ben più che a decidere tempi e modi della propria morte, ogni malato ha diritto di percepire che la trama di relazioni che ne ha sostenuto l'esistenza non si sta sfaldando e che la collettività, anche attraverso il sistema sanitario, continua a ribadirgli in modo concreto e credibile: noi ci prendiamo cura di te. C'è molto da fare per contribuire a diffondere una cultura della vita, riaffermata come diritto fondamentale, e concorrere a sostenerla effettivamente anche nelle condizioni di difficoltà. Le cure palliative e l'assistenza e la vicinanza ai malati costituiscono un'opera di misericordia e una forma privilegiata di carità disinteressata. Senza voler entrare nelle importanti questioni bioetiche e giuridiche implicate, è necessario ribadire che non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire. Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita. Occorre chiedere l'applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un'esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell'umanità, né della democrazia. È quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole, con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia e del prendersi cura. Quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. L'attuale, precomprensione antropologica della morte è premessa indispensabile per un corretto inquadramento dei problemi etici del fine vita e del morire. La morte oggi spesso è trattata come la fine della malattia e quando la malattia, inguaribile ma non incurabile, smentisce l'immagine di una medicina salvatrice, la morte è negata, nascosta,
mistificata perché rappresenta un non senso. In questa ottica la richiesta del suicidio assistito, dell'eutanasia, dell'omicidio della persona consenziente è la più immediata via di uscita che si presenta al morente e a chi l'attornia. In diversi casi il soggetto a cui togliere le sofferenze fisiche o psichiche non è il malato, ma chi deve assisterlo. Bisogna ricordare che il morire è questione che riguarda singolarmente ciascuno di noi, ma mai puramente individuale, nel senso che accade all'interno di una trama di relazioni che la progressiva complessità dei rapporti sociali rende ancora più ricca ed estesa. Per il Catechismo della Chiesa Cattolica è perciò inaccettabile dal punto di vista morale l'eutanasia come un'azione oppure una omissione con la quale si mette fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte, allo scopo di porre fine al dolore. Esse richiedono invece rispetto, sostegno, cura e tenerezza. Ma non è lecito nemmeno prolungare artificialmente la vita, con procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi. Perché quando la morte è inevitabile, quando le cure non funzionano, bisogna evitare di accanirsi. In tal caso si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico, che consiste nell'uso di mezzi particolarmente sfibranti per il malato, condannandolo di fatto ad un'agonia prolungata artificialmente. In questo caso non si vuole procurare la morte, si accetta solo di non poterla impedire. Anche se la morte è considerata imminente, le cure ordinarie dovute ad una persona malata non possono essere legittimamente interrotte. L'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Questa differenza di prospettiva restituisce umanità all'accompagnamento del morire, senza aprire giustificazioni alla soppressione del vivere. Non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne l'uso equivale a evitare l'accanimento terapeutico, cioè compiere un'azione che ha un significato etico completamente diverso dall'eutanasia, che rimane sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la vita procurando la morte. Sappiamo che della malattia non possiamo sempre garantire la guarigione. Della persona vivente possiamo e dobbiamo sempre prenderci cura, senza abbreviare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanirci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine. Cari fratelli e sorelle, rinnoviamo oggi il nostro impegno a custodire la vita, dono di Dio, dal primo istante del suo concepimento fino al suo spegnersi naturale.